Parlate ora tifosi del Napoli, lascia il tuo like sul video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie dal nostro club del cuore. Andiamo al video. Keito Nakamura sarà monitorato dal Napoli nelle prossime stagioni. Il nazionale giapponese, come rivelato da areanapoli.it un anno fa, è un nome non nuovo agli scout partenopei, ai quali venne segnalato quando giocava nell'ASK. Con lo Stade Reims, che lo ha acquistato dagli austriaci nel 2023, ha esordito benissimo in questa edizione della Ligue 1, segnando 4 gol, più un assist, in 7 giornate di campionato, che lo hanno portato al terzo posto nella classifica cannonieri del campionato. Dietro Barcola, 6, e il duo Greenwood-Jonathan David, 5. Esterno fantasioso, ma con un buon fisico per il ruolo, 180 cm x 75 kg, Nakamura parte a sinistra e gioca centralmente, distinguendosi anche per la sua capacità di effettuare passaggi precisi ai compagni, grazie al suo periodo da centrocampista. Il 4-2-3-1 di Luca Elsner è in ottima forma e contribuisce in maniera determinante al quarto posto dei biancorossi nell'attuale classifica del campionato francese, agli stessi punti del Marsiglia, 14, che però è terzo per migliore differenza, reti, NDR. Il Napoli lo accompagnerebbe, insieme ad altri profili, per il futuro, qualora fosse necessario un investimento in quella zona del campo e fosse necessario un aumento delle rotazioni di reparto. Secondo te, fan? Fa un bene per il Napoli o no? Lascia il tuo commento e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!